Ciao amici, siete pronti a cantare con me? Siete pronti a cantare con noi? Il primo brano lo conoscete tutti, fatemi sentire la vostra voce, ok? Io sono sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io pensa un poco a me, non mi scorderò. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo no sarò, e un giorno lo saprò. Essere un piccolo pensiero nella più grande immensità del suo cielo. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo no. Per me che sono nullità nell'immensità. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità nell'immensità, nell'immensità, nell'immensità. Sì, lo so cosa state pensando, lo so, che vi mancherò. Vi mancherò tanto perché è l'ultima puntata di quest'anno e quindi facciamoci gli auguri al 348 80 40 254. Io sono qui per voi, ma non sono solo perché questa sera mi sono fatto il regalo di Natale. Anzi, l'ha fatto lei a me, l'ha fatto lei a voi, a distanza di un paio d'anni, forse, quasi, un po' meno, è venuta qui, canterà per voi, è venuta a trovarmi, non ha tanto bisogno di una spiegazione, di una presentazione, perché lei è semplicemente pazzesca. Adesso sposto l'asta, guarda che tecnici di palco che abbiamo noi, fantastici. Sposto l'asta qui e ve la presento, anzi si autopresenta cantando, perché inizia con un brano di Céline Dion, semplicemente fantastico, amici a casa, la vostra TV
Sei pronta, Arianna? Sì! Ciao Enrico! Che bello averti Che bello qui! essere tornata! E ci facciamo gli auguri di Natale così noi qua a Casa Pairetti. Bello, bellissimo. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and dear pining, till he appeared, and the soul found its roots. A dream of you, the very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear
Grazie! Ma che bello averti qui vicino! Mamma mia, Enrico! E sono contentissima di essere tornata qui, mi sei mancato un sacco. E tu a me, e tu a tutti noi. Però magari c'è qualcuno che ci guarda da poco tempo, e quindi autopresentati, di chi Hai sei, ragione, di cosa fai nella vita, di perché sei qui. Hai ragione, allora io sono Arianna, sono un'amica di Enrico. No, non è vero. Ci siamo conosciuti così perché sono venuta a trovarlo qua a casa Peiretti. Vero. E poi ci siamo innamorati. C'è una storia d'amore qua. Sì, diciamolo! Diciamolo al mondo intero. Adesso sto diventando rosso come il vestitino di Babbo non è Natale. vero, non è Non è vero, non è No, vero. no. Per quei 4 secondi ci ho creduto anch'io, amici a casa, però non è così. E qui cosa fai nella vita? Cosa faccio? Io ho finito di studiare, ho lavorato per Iren. E adesso si vede, perché soprattutto io canto, la mia passione Vabbè. più grande è la musica. Vabbè. E infatti sono qua per cantare. Dai tanta emozione quando canti. Ricordo che sarà una grande puntata, amici a casa, ma non solo ci scambieremo gli auguri, giocheremo insieme nel secondo tempo, potete vincere un panettone, potete vincere uno zaino, un buono Ravezzana per andare a Torino a mangiare, ma tutto questo nel secondo tempo. Adesso diamo spazio alla musica e parliamo di una nevicata molto importante. Entriamo sì. nel mondo musicale di Mia Martini. Dobbiamo farlo. E soprattutto vogliamo sapere come vi state preparando a questa vigilia, perché è la già. vigilia della vigilia. Quindi fateci sapere cosa farete domani? Esatto. Tu Avete cosa già farai domani? Io cena coi parenti. Cena coi parenti? Sempre. Io invece ho promesso ai miei 2 gatti che avrei fatto la vigilia io insieme a loro, e quindi perché mi hanno fatto il regalo, mi hanno fatto diversi regalini io a loro, sì? quindi ci mettiamo lì a mezzanotte, aspettiamo Gatto Natale, tutte delle cose. Vabbè, cantiamo, vai. Mia Martini. Ti ricordi una volta, si sentiva soltanto il rumore del fiume la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche. Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sogniamo vestito da sera con un treno da sottane tu. La donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come eri tu. E c'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Che c'era posto pure per le favole e un vetro che riluccica, sembrava l'America, e chi l'ha vista mai?
Na na, na na, na na. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì. L'hai mai più vista così? Che tempi quelli. Na na, na na. Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì. L'hai mai più vista così? Che tempi quelli. E tu chiamale se vuoi emozioni. E quante emozioni questa sera! Wow! Lo so, amici a casa, che regalo che vi sto facendo! Consideratevi tutti regalati, tutti, perché dopo due canzoni, una più Vabbè, bella ma dell'altra. Enrico, così mi lusinghi. Ma lo sai, sei troppo no, buono. io dico le cose come stanno, esattamente come stanno sempre. È un mio pregio o forse un mio grande difetto, perché sai, a volte se dici proprio tutto ciò che pensi nella vita. Ricorda un po' il numero di telefono, siamo in diretta, sono le 20:21, vai. 348 80 40 254. Aspettiamo tutti i vostri messaggi. E adesso tutto il resto? E noia. Vai. La voce per voi, Arianna. Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, con un lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare un'avventura, poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Poi la notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai fare l'amore. Sì, d'accordo, ma poi
tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera. Ti inventi feste e inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. E noi siamo una valida alternativa alla noia. Ormai da 6 anni a questa parte siamo qui che cantiamo, giochiamo, leggiamo i loro messaggi, quindi mandatene tanti al 348 80 40 254. Noi siamo qui per voi, giusto? Certo che ci siamo. Anche se dico sempre una cosa, che noi è vero siamo qui per loro, ma anche un po' per noi. Perché quanto è bello cantare, quanto è bello esibirsi davanti a 10.000 persone. Noi non li vediamo perché sono tutti no. dietro, sono tutti dentro quella telecamera. E speriamo che si 10.000. stanno divertendo e stanno cantando con noi, perché questa è la cosa più importante. Fatecelo sapere. Io adesso mi accomodo perché mi voglio gustare in pieno il prossimo di brano, perché andiamo su una canzone che ha fatto il giro del mondo, è stata prima in tutte le classifiche ed è un simbolo del repertorio di Lucio Dalla, è un simbolo dell'Italia, dell'Italia ormai. dell'Italia nel mondo, perché signore e signori arriva Caruso. Qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, e ho una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Vedi le luci in mezzo al mare e sono le notti là in America, erano solo le lampare, una bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vedi la luna uscire dalla nuvola sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, e una
potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con l'amica, sai, puoi anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, come il sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Che scioglie il sangue di te bene sai, di te bene sai. Grazie! Senti, siamo già in ritardo, Dai, però dai. approfitta di questi 20 secondi per fare i saluti e gli auguri a chi vuoi tu. Niente, allora facciamo gli auguri a tutte le persone che ci stanno sentendo, stanno cantando con noi, tutte le persone, tutti gli amici soprattutto che ci seguono. Maria e Franco di Cumiana. Anche facciamo, salutiamo Maria e Franco di Cumiana. Ciao Maria, ciao Laura Franco. Ivan, dai Rasca, Aurora, la mia Aurorina Cuoricino, la mia Ciao sorellina. Aurora, ciao Aurora. 348 80 40 254 per i vostri messaggi. Ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo e poi giochiamo insieme, quindi prendete il cellulare e pronti a comporre il 378 40 80 506. Do i numeri, stasera do i numeri e mo che li do. E giochiamo subito, fra 2 minuti e mezzo. Voi restate lì comodi perché arriva la pubblicità. La pubblicità. Brava. Non è difficile, però bravo. Bentornati in questa seconda parte di Casa Piretti, è la parte non canterina ma dove si gioca e si diverte, potete vincere, guardate un po' qua, potete vincere un panettone da 1 chilo della panetteria torinese, uno zainetto firmato Rete 7, il buono Rabezzana da 50 euro per andare a pranzo, a cena in questa osteria bellissima di Torino. Adesso andiamo a rispondere al telefono, abbiamo già le prime telefonate di questa Vai. sera. Pronto, chi sei, da dove? Pronto? Buonasera Enrico, buonasera Arianna, sono sempre io, Maria da Torino. Maria, non puoi non vincere stasera io ci credo in te, anche perché è statisticamente parlando, prima o poi un premio lo si vince, vero Maria? Esatto, Ok. esatto. Prima o poi, speriamo adesso e non ancora poi, ma comunque teniamo le dita incrociate, dai Enrico. Incrociamo le dita per la nostra Maria e adesso andiamo a leggere la tua domanda. Vai Paolo. È facile Maria. Basta il volume della TV per favore, grazie. Benissimo. Quanti centimetri è alto Pupo? 147, 157 o 167? Direi un 160, 157. Vai. 157. No, avevi detto giusto prima! No, 167! L'ho ancora più rimpicciolito, mannaggia. L'hai fatto più piccolo di quanto è! Vabbè, dai, comunque ti auguro un buon Natale, buone feste, grazie Maria. Mille. Anche a voi buone feste, auguroni, un Buon bacione e un Natale, abbraccio a Maria. tutti. Ciao, grazie, ciao, Maria, grazie, ciao. Ho cercato anche un po' di aiutare, stai un po' più su, perché dico tutti che è piccolo, invece E invece, 2 o 3 attenzione, centimetri. Inganna, ricordiamo. Altra telefonata. Oh, pronto? Aspetta che faccio così. Pronto? Chi sei e da dove? Enrico, Beppe da Torino. Ciao Beppe Ciao! da Torino! Beppe da Ciao! Torino! Sei pronto? Sei pronto Sì, a giocare speriamo. con noi? La domanda per Sì, Beppe? sì. La domanda per Beppe è questa qui. Vai Beppe! Ciao. Vediamo
Vediamo un po' la domanda per Beppe. Vai, regia. Canta con me. Mi piacciono queste domande. Sei pronto, Beppe? Sono prontissimo. All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un dittatore, un pescatore o un muratore? All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un dittatore, un pescatore o un muratore? Vai, Beppe! B, un pescatore. Oh, sì! All'ombra Oh. dell'ultimo sole si era assopito un pescatore e Bravo. aveva un solco lungo il viso. Come una specie di sorriso. Bravo! Finalmente. Pensa che non hai ancora vinto niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provaci, vai. Prendo la 4. La 4, allora. Ecco, bravissima Arianna. Vediamo un po' se Beppe l'ultima sera si porta a casa un po'. Cosa fai nella vita, Beppe? La guardia giurata. La guardia giurata, e quindi lo zainetto ti serve. Bravo! Sì, Bravo! grazie. Hai vinto lo zainetto! Finalmente. Lo zainetto! Beppe, Grazie ragazzi. ricordati di mandarmi un messaggio al 348 80 Ok. 40 Vi 254 auguro con il tuo numero di telefono in modo Buon che io Natale possa a tutti contattarti. quanti. Grazie Vabbè. Beppe, grazie Grazie. Beppe. E auguri Ciao. ancora, grazie. Auguri. Auguri! Ciao. Grazie. È un premio andato, ce n'è ancora 2 amici a casa, 2 premi sono rimasti nascosti dentro queste 6 buste, telefonate al 378 4080 506. Eccola, pronto, chi sei da dove? Pronto? Ciao, siamo Aurora e Marica da Irasca. Ciao! Ciao Aurora, ciao Marica, dovete abbassare a 0 il volume della TV però. Fatemi questo piacere. Ok. Aurora e Marica da Irasca. Quindi, ragazze, siete pronte ad andare a leggere la vostra domanda? Attente. Sì. Occhio, Vai Paolo con la domanda. Vediamo un po', vediamo. Nel brano Vita di Dalla, cosa rinasce sopra un fatto brutto? Un fiore, un bambino o un albero? Rinasce sopra un fatto brutto, un fiore, un bambino o un albero? Vai con la risposta? Un fiore. Sì. E ci siamo! Festa grande. La 1, la 2, la 3, la 5, la 6. Vai. Sei. La 6. La 6. Eccola qui, vediamo se vincono qualcosa. Sarebbe bello fare tutti e 3 i premi questa sera. Ragazze, lo sapete che se arriva la faccina triste non vincete niente. Purtroppo questa volta è andata così, mi dispiace. Vabbè, comunque non fa niente. Ciao, auguri. Ciao. Buon Natale. Ciao. Buon Natale anche a voi. Grazie per aver giocato insieme a noi. 378 4080 506 per provare a portarsi a casa uno dei nostri premi. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Max da Torino. Ciao Max da Torino, devi abbassarmi a 0 il volume della TV per cortesia. Si sente grazie. ancora, eppure è già molto basso. Ok. Aspetta, lo abbasso ancora un pochino, Cioè, il suo sorriso è pazzesco. Cioè, conosci, da come ho capito. hai Sì, capito? conoscevo anche Aurora e Marica. Ah, Cioè, che bella questa cosa. Allora Max, Sì. Max da Torino, adesso arriverà la tua domanda. Mi raccomando, Vai. concentrati e Prontissimo. proviamo ad arrivare insieme al secondo gioco. La domanda per Vai. Max di Torino è questa. Vai regia. Vai, vediamo. La frase "vivo la vergogna e mangio da solo lo sai" si trova nella canzone "L'elefante e la farfalla, ti regalerò una rosa o tanta voglia di lei". Vai Max. Facilissima, l'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo. ma sei un pro. Allora doveva essere più difficile per Max. No, scherziamo. Vai, sono prontissimo. Le domande sono già in scaletta, quindi do coio. La 1, la 2, la 3 o la 5? Vai Max. Facciamo la 2. La 2. Questa qui. Ok. Max, cosa fai nella vita? Sono un produttore discografico. Wow, un produttore discografico. Oh yes. Cioè faccio finta di lavorare praticamente. Ma non è... Va bene.
Attenzione Max, lo sai che se c'è la faccina non vinci niente, puoi vincere ancora il panettone, puoi vincere il buono Rabezzana da 50 euro, ma questa sera è andata male, c'è No. la faccina triste. Ma non avevo dubbi. No, È bello perché- che il 2 è il numero che mi porta sfortuna, eppure l'ho scelto lo Perché stesso. l'hai E scelto? infatti, Perché l'hai scelto? Vabbè. non lo so, volevo vedere se stasera mi portava fortuna, invece come sempre volevi è sfidare, andata malissimo. Sfidare come sempre. la sorte. Grazie per aver giocato Hai con noi ragione. Max, auguri. Grazie Ciao, a voi, Max. ciao a tutti, ciao Arianna. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Che peccato, avrei voluto. Peccato. Vabbè, però uno zainetto è andato. Allora, abbiamo dato zainetto. Ricordo che c'è ancora in premio il panettone e il buono, ma solo più 3 buste. Quindi il 66% delle buste è vincente questa sera. Vediamo un po' chi è il fortunato. Pronto? Chi sei? È pronto, ciao, sono Andrea. Ciao Andrea. Da Ceresole d'Alba. Ciao Ciao, Andrea. Ceresole d'Alba. Allora, giochiamo? Sei pronto Andrea? Vai, Giochiamo? sì, sono pronto. Vai, Sì, con la- sì. sì, con la domanda per Andrea. Vai regia, canta con me. Vivo per lei da quando sai la prima Dai, volta l'ho volta sfiorata. sentita. Aspetta, no, sfiorata, baciata o incontrata? Sfiorata, baciata o incontrata? La prima volta l'ho sfiorata, l'ho baciata, l'ho incontrata. Risposta, vai. Incontrata. Eh sì, è giusto, bravo. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Incontrata. Ok. 1, 3, È giusto. È giusto. Uno... Sì. Aspetta che non hai ancora vinto niente. 1, 3 o No. 5? 1, 3 o 5? 1. La 1. Mi ricordi il tuo nome, Andrea? Andrea, sì, Andrea. Andrea, di dove sei già? Di? Ceresole d'Alba. Quanto dista Ceresole d'Alba da Torino? Non lo so, ma c'è mio zio Beppe di Torino che ha vinto lo zainetto. Al massimo viene lui a prendere. E allora andate a cena, andate di a pranzo, famiglia. perché hai vinto il buono Rabezzana da 50 euro. No, non ci credo, veramente. È vero, tutto vero, tutto È vero, vero. tutto vero. Bravo! Mandami un messaggio gentilmente al 348 80 40 254 col tuo numero di telefono, mi raccomando, al numero Ok, che... a quale numero? Vabbè, tanto lo vedo dopo. quello Però dei messaggi. solo se ci porti lo zio. Ok, grazie. E porta lo zio a cena. Bravo. E certo che lo porto, con lo zainetto. Auguri! Bravo. Ciao! Ciao, grazie, ciao. Auguri. Ci sarebbe ancora la possibilità per una telefonata, perché c'è ancora il 50% di vincere un premio e il 50% di perderlo. Ultima telefonata di quest'anno, forse. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Enrico di Vercelli, provincia di Vercelli. Ma che bel nome che hai Enrico. Provincia di Vercelli. Allora, sei pronto? Andiamo a leggere velocemente Siamo pronti. la tua domanda. La domanda per Enrico è questa. Vai regia. Vai, vediamo un po'. Quante volte Sanremo ha visto in gara Cristina D'Avena? Nessuna, 1 o 3? Vai. Quante Mi volte? fai sempre le domande difficili, Sono in ordine rispetto Nessuna, proviamo, nessuna, non è mai andata in gara. Giustissimo. È andata tante volte come ospite, tante volte un paio, ma in gara non ha mai partecipato. E quindi, dai, o la 3 o la 5. Chiudiamo in bellezza quest'anno, dai. 3, 5. Proviamoci, la 5. La 5. O panettone o faccina triste. O panettone o faccina triste. Preferirei il panettone. Chi non lo preferisce? Anche perché è buonissimo! Bravo! Il panettone! Oh, sì! Sì! Bravo Enrico! Sì. Grazie! Bravo Enrico, mandami un messaggio al 348 80 40 254 col tuo numero di telefono. Guarda che c'è festa. Grazie! in casa. Buon Natale, buon Natale! Guarda, senti, Buon senti. Natale e festeggiamo col panettone questo Grazie. giro. Ciao! Grazie Ciao! mille, ciao! È stato bello, è stato una bella tranche di gioco, vero Arianna? Sì. Eh sì, E sicuramente sì. Adesso pubblicità e poi andiamo a leggere proprio tutti i messaggi che hanno mandato questa sera e quindi ci vediamo fra 2 minuti. A tra poco. E allora andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi arrivati fino a qui. Sei pronta? Prontissima. E allora, sempre bella musica, ci mancherete, ma sarà per poco. Auguroni Dani, grazie Dani, Auguri. torniamo il 12 gennaio. Ciao Enrico, ciao Arianna, complimenti per la bella voce che hai, un buon Natale a tutti voi. Massimo da Venaria. Grazie Massimo. Grazie Massimo, salutiamo tutti gli amici di Venaria. Vai.
tanti auguri di serene festività, carissimo Enrico, a te e a tutta casa Peiretti. Un abbraccio dalla sempre presente Tiziana da Torino. Baci, ma bacioni Tiziana! Grazie Tiziana, nel frattempo continuano a chiamare. È finito il gioco! A tutta casa Peretti auguro buone feste, un abbraccio a tutti. Silvia da Montalciata, ciao Silvia, Ciao grazie. Silvia! Ciao. Con il canto risolviamo anche indirettamente a Dio nascente la nostra preghiera per la pace universale. Saluti, auguri di buone feste. Rotellini Carlo Da Corio. Ciao Rotellini, auguri. Ciao. Auguri a tutti, a tutti. Un felice voi. Natale anche a te. Ciao Enrico, ciao Arianna, tantissimi auguri, buone feste entrambi da Massimo Cavagnero di Villafranca, Piemonte. Ciao Massimo. Lui mi scrive sempre. Ciao. Ciao Massimo. Faccio tanti auguri di buon Natale, di buon anno da Elena. Grazie Elena. Ciao altrettanto. Elena. Altrettanto. Tanti auguri a tutti voi e viva Casa Peretti. Fabio da Bricherasio. Grazie Fabio. Ciao Fabio. Ciao Enrico, auguro a te, Blasone, Bruno, tutto lo staff, tutti gli ospiti, tutti gli ascoltatori di Casa Peretti un buon Natale e un 2026 ricco di soddisfazioni. Buone feste da Roby75, ci vediamo a gennaio, è certo che ci rivediamo a gennaio. Grazie. Grazie. Non è che ci vediamo poi nel 2029. No, lo rifacciamo prima, prima. Auguri di buone feste a tutta Casa Peretti, Enrico e i Peirettini da Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Sei mai stata a Borgomanero? No, non sono mai stata. Bella Borgomanero. Ci devo andare. Vai. Prossime ferie. Un augurio di buone feste ad Enrico, allo staff di Casa Peretti e a tutti i Peirettini. Tiziano, ciao. Grazie Tiziano. Ma siamo tutti un po' Peirettini nel cuore. Ciao Casa Peretti, buona serata e buone feste, buon anno nuovo. Michela da Torino, grazie Michela. Ciao Michela. Altrettanto. Arianna, sei tornata, mi manchi tanto, buon Natale da Byron. Oh, è che il mio bello. cucciolotto, è uno dei miei cucciolotti. Chiamalo cucciolotto, ammazza, Sì, che bello che è. Lo so, è anche terribile. Ciao Enrico, buon Natale a te e tutta la famiglia di Casa Peretti. Con affetto un abbraccio a tutti. Stefania da Rondissone, grazie. Ciao Stefania, buon Natale. Grazie. Buone feste dalla Bianca Ceva. Guardate come bella biancata. Un bacione da Daniela e Luca. Ma che sogno. Questo è il Natale che ci va. Esatto, La non nevicata. non la pioggia come a Luserna. Ci va la neve a Natale. Auguri di buon Natale a tutta Casa Peretti che ci ha regalato un'altra annata di splendide canzoni. Grazie Enrico e grazie Alessia. Al prossimo anno. Grazie a te Edo. Grazie. E io farei anche i complimenti ad Enrico perché quest'anno un anno fantastico per Casa Peretti. Pazzesco davvero. E non vediamo l'ora del 2026. Un saluto da Airasca. Eccola lì, c'è Marica che ha chiamato prima con Aurora. Ciao. Ciao ragazzi. Grazie. Bravissimo Enrico, hai cantato all'immensità da 10 lode, complimenti e auguri di buone feste da Luciana e Beppe. Grazie Luciana, grazie. Ciao Luciana, ciao Beppe. Grazie, auguri a tutti voi, tutti. Carla e Gianluca di Castagnole Lanze augurano a te Enrico e i tuoi ospiti buone feste, noi ringraziamo Carla Certo. e Gianluca. Anche a voi, buon Natale. Contraccambiamo. Vai. Noi contraccambiamo sempre. Bravissimo Enrico con l'immensità. Quanti ricordi. Buone feste a tutti e tutte voi. Luisa da Lusernetta. Grazie Luisa e salutiamo tutta Lusernetta e anche Giuliano Falco che lui è Lusernetta, il mio manager che mi sopporta. Auguri alla Falco Family ed è già Natale con l'arrivederci al prossimo anno. Faccio tantissimi auguri Enrico, Alessia, questi sono messaggi arrivati probabilmente ieri perché, sì, Arianna no? Vabbè comunque tutti quelli che mi conoscono. Ciao Lili Darà, viva Arianna e Gianni Pellegrino, i migliori al mondo. Oh, grazie. Ciao Casa Peretti, potrà risultare inusuale ma desidero augurare buon Natale non solo a voi, a tutti i telespettatori ma anche a tutti i vicini di casa. I miei da sempre sono davvero ottimi. Che bella questa cosa, pensate ai vicini di casa, a stabilire un buon rapporto è importante. Di cuore Adriano da Macello. Che bel pensiero, bravo Adriano. Allora, auguri, sto augurando ai miei vicini che auguri. Titti e Giovanni ci scrivono tantissimi auguroni di buone feste, felice Capodanno a tutti quanti. Ciao Titti, ciao Giovanni, grazie. Auguroni. Un abbraccio e un bacio a entrambi. Buonasera Enrico e Arianna. Enrico sei il top, Arianna bella e soprattutto brava. Un abbraccio da Pino e Maria da Scalenghe. Grazie Pino, grazie Maria. Grazie. Vai.
Che questo Natale ci porti la gioia delle piccole cose, un sorriso condiviso, un silenzio complice, la certezza che anche a chilometri di distanza alcuni legami brilleranno più forti di qualsiasi decorazione. Da Giovanna, provincia di Vercelli. Ma che bellissimo pensiero, Grazie Giovanna. Tantissimi auguri amici. Viva Casaperetti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao. Hai visto che ondata d'affetto. Fabrizio di Quarona ci scrive: ciao Enrico, ancora auguri di buon Natale a te e alla tua stupenda ospite, bravissima, complimenti, un saluto da Fabrizio di Quarona. Grazie Fabrizio. Ciao, con l'augurio che sia un Natale sereno per tutti, Maria Antonietta. Ciao Maria Antonietta, auguri anche a te. Grazie Maria Antonietta. Brava Arianna, non sei firmato però brava. Grazie. Prescindere... È sempre bello ricevere complimenti. A prescindere, brava. Ciao Enrico, ti faccio tanti auguri, buone feste. Anna di Pollino, grazie Anna. Ciao Anna. Ciao Enrico, i tuoi ospiti ci sorprendi sempre, veramente brava. Saluti Simone da Borgo Sesia, grazie. Ciao Simone, grazie. Vero, sottoscrivo, sottolineo, è fantastica, bravissima. Fabrizio e Andrea. Ciao ragazzi, loro sono innamoratissimi questi ragazzi, lo sai? Di te? No, non di me, tra di loro. Tra di loro, ma che bello. Sì, saluti, li ho sposati ciao. io, sono contentissima. Ciao Arianna, complimenti, sei fantastica. Ma voi siete fantastici a mandarmi queste cose. Che aspetto, bravissima Arianna, bellissima voce, è bellissima, bravissima interprete, vero? Mando un sacco di cuoricini. Hai trasmesso emozioni infinite questa sera. Ari, avvisami la prossima volta, non ero pronto a restare senza fiato davanti alle TV. Dovrò venire a fare la respirazione bocca a bocca. Potremmo chiudere con questo messaggio. Invece leggiamo ancora uno. Enrico di Tronzano ci scrive: grazie Enrico, grazie di cuore. Hai aperto la tua casa e ci ospiti tutte le sere regalandoci un sorriso e un po' di felicità. Un sincero augurio di buon Natale a tutti voi. Grazie Enrico. Grazie Enrico, buon Natale. Grazie. Ciao Casaperetti, ciao Enrico Peretti, ciao bellissima Arianna. Siete fantastici, tantissimi auguri di buon Natale e di buone feste natalizie a tutti voi, a famiglia dello staff di Casaperetti, da Antonio Primiceri Rivalta. Grazie Antonio. Ciao Antonio, grazie. Ci sono ancora tanti messaggi, ma amici a casa, il tempo per quest'anno è finito qua. Se Dio vuole ci vediamo il 12 di gennaio in diretta dalle 20 alle 21. Assolutamente sì. E fatemi fare uno strepitoso applauso ad Arianna. E io lo voglio sentire ancora più forte per chi vi ha fatto cantare, vi ha fatto sentire bella musica tutto quest'anno, ma ormai da anni. Signori e signore, Enrico Peretti. Buon Natale, buon fine anno, buon inizio anno, ci vediamo al prossimo. Auguri a tutti. Auguri.